Volontari allo stremo, dormiamo 5 ore per notte perché dobbiamo fare più viaggi per portare l'acqua nelle malghe, ci raccontano. In una stagione normale questo non avviene perché le maglie hanno delle cisterne d'acqua che riempiono con acqua piovana e con delle normali precipitazioni sono autosufficienti, per cui questa è proprio una situazione di assoluta emergenza. 5 le malghe seguite attualmente dai volontari, a cui nelle prossime ore se ne aggiungeranno altre 6, tutte nel Monte Cesène. Dalla scorsa settimana è stata attivata una convenzione con ATS per la fornitura dell'acqua. A questi numeri si aggiungono anche le malghe del Monte Grappa, seguite dai volontari di Crespano. Peggiore è la situazione dei nostri colleghi di Crespano, avendo un bacino più ampio e avendo più maglie da servire, e stanno facendo veramente i salti mortali per fornire tutti quanti. Le maghe, quelle del Grappa, sono intorno sulle 24-25. Cioè, stiamo parlando di numeri abbastanza interessanti. Essendo seguiti da due autobotti, gli autisti diventano abbastanza sul momento di crisi, perché non abbiamo a sufficienza mezzi per dare la soddisfazione a tutte le maghe. Noi anche stanotte siamo rientrati, erano l'1:30 di questa notte, cioè dormiamo 5 ore per notte. Si aiutano a vicenda i volontari AVAB di Valdobbiadene e Crespano, ma ad aggiungersi alle difficoltà del momento anche il fatto che i volontari di Valdobbiadene hanno 3 mezzi che possono portare un massimo di 40 ettolitri di acqua, troppo poca, e quindi sono costretti ad effettuare più giri verso la stessa malga, mentre Crespano ha in dotazione un autobotte che trasporta 120 ettolitri, in una situazione che sta diventando sempre più difficile. Da qui fuori vedo il monte Cesen, che non è quel bel verde, di quel bel colore verde che di solito siamo abituati a vederlo, comincia ad ingiallire un pochino e questo crea problemi anche per l'alimentazione, ecco, del bestiame. Dopo ci sono le pozze d'acqua, quelle che qui chiamiamo le pose, che stanno soffrendo anche queste. Speriamo che la situazione migliori il prima possibile. Di solito si dice migliori che venga il bel tempo, speriamo che piova questa volta.